Denise Pisu, l'unica atleta sarda ad essere stata convocata ai mondiali di Jiu-Jitsu. Ecco, un'emozione forte che presuppone adesso un'ulteriore grande preparazione. Sì, è sempre stato il mio sogno partecipare ai mondiali, praticamente lavoro da tutta la vita per questo. È il mio terzo mondiale, la preparazione non è solo fisica ma soprattutto psicologica. È una bella esperienza, è sempre una bella esperienza perché si impara tanto, si impara stando tra gli atleti più forti del mondo, quindi è sempre bellissimo e auguro a tutti gli atleti, soprattutto sardi, di arrivare a fare queste esperienze. Denise, tu hai iniziato da piccola ad appassionarti a questa disciplina, oggi insegni, hai la tua scuola a San Giovanni Suergiu, che è anche il tuo paese. Ecco, volevo chiederti questo, perché una disciplina così importante come il Jiu-Jitsu, per esempio, non è mai diventata disciplina per le Olimpiadi? Allora, le Olimpiadi hanno diverse discipline che somigliano al Jiu-Jitsu, nel senso che il Jiu-Jitsu tradizionale ha una specialità di combattimento che comprende delle fasi di Kumite, quindi il karate che è già presente alle Olimpiadi, Judo, quindi prese e proiezioni, che anche questo è presente alle Olimpiadi, quindi io penso che sia il motivo semplicemente per non essere ripetitivi. Inserirei il Brazilian Jiu-Jitsu perché riguarda la lotta a terra. Non c'è ancora la disciplina della lotta a terra alle Olimpiadi, però il Jiu-Jitsu tradizionale fa parte dei World Games, che sono praticamente le Olimpiadi degli sport che non stanno alle Olimpiadi vere e proprie, diciamo. Denise, dicevamo che tu insegni, hai la tua scuola, i tuoi allievi sono molto giovani, anche bambini, e ci sono molti genitori un po' scoraggiati dal iscrivere i bambini in queste palestre, perché c'è chi pensa che magari il figlio che è già abbastanza, come dire, vivace, un po' esagitato, con queste discipline potrebbero, secondo loro, magari ecco, aumentare questa sorta di vivacità. In realtà mi spiegavi che non è così, anzi è il contrario. Esatto, purtroppo è luogo comune associare le arti marziali alla violenza. È l'errore più grosso che si possa fare perché le arti marziali insegnano di base il rispetto, il controllo di se stessi e delle situazioni, quindi un bambino esuberante, diciamo, impara a gestirsi e a rispettare delle regole, impara la disciplina. Io dico sempre che il Jiu-Jitsu non è solo uno sport, ma proprio uno stile di vita che appunto insegna dei valori molto importanti che ogni bambino, secondo me, dovrebbe obbligatoriamente imparare fin da piccolo, perché davvero cambia totalmente il modo di comportarsi e il carattere, quindi un bambino più debole diventa anche più forte caratterialmente e aumenta la sua autostima. Per chiudere, i mondiali si avvicinano, ricordiamo le date. Abbiamo i prossimi mondiali si trovano in Mongolia a luglio, dal 17 al 19 luglio.